Eccoli i ragazzi del liceo da Ponte che da domani saranno impegnati alle finali nazionali dei campionati studenteschi di calcio. L'11 bassanese, dopo aver conquistato il lasciapassare la scorsa primavera, dopo 2 mesi di sfide e vittorie, rappresenterà il Veneto alle competizioni tricolori in programma a Senigallia fino a sabato. Siamo contenti dell'esperienza che stiamo per fare, ci siamo impegnati comunque tanto per raggiungerla, sappiamo che l'importante è divertirci, comunque noi andiamo per vincere. I ragazzi del Da Ponte nella fase a gironi affronteranno le formazioni in arrivo da Lazio, Friuli Venezia Giulia e Basilicata. Oggi a salutare i ragazzi in partenza per le Marche, oltre alla dirigente scolastica, sono arrivati al Da Ponte anche il consigliere comunale delegato allo sport Alessandro Faccio e il presidente dell'FC Bassano 1903, Fabio Campagnolo, che ha augurato loro di distinguersi sul campo ma anche di portare alto il nome della città lontano dagli stadi. Vorrei che voi foste ricordati soprattutto per questo, oltre che per i risultati del campo. E poi, se qualcuno di voi avrà voglia di restare in Bassano, di tornare grande, a tornare dove merita, vi aspetto.